Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ragazzi, buon pomeriggio, no? Si parlava del più e del meno di quello che è successo ieri nel VAR. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto. Replay, non c'è con noi Silvia Iulianelli oggi, che salutiamo perché è colpita da un attacco influenzale. In bocca al lupo Silvia, riprenditi subito, sarai con noi sicuramente lunedì prossimo. Replay, andremo a parlare di quello che è successo ieri a Crotone, Crotone-Cagliari 1-1, parlavamo microfoni spenti, a telecamere spente del VAR, di questo disastro che è successo ieri in Serie A, ma non solo a Crotone, è successo a Napoli, insomma, è successo anche in altri campi, è successo anche a San Siro al Meazza di Milano, non si è lamentato tantissimo Inzaghi, l'allenatore della Lazio, insomma, si è lamentato anche a Crotone Zenga, e a giusta ragione. Comunque noi parleremo del Crotone, parleremo anche di quello che è successo ieri in Lega Pro con la vittoria del Catanzaro, che porta a casa dopo 2 mesi 3 punti pesanti, il pari della Regina a Matera per 1-1, parleremo del pareggio del Cosenza al degli Ulivi di Andria per 1-1 e parleremo infine dell'unica sconfitta, quella ai noi del Rende in casa contro la Capolista Lecce, a mio avviso immeritata. Io vado subito a presentarvi gli ospiti della giornata. Dobbiamo ringraziare il mister Genere Maurizi, che è venuto da Reggio apposta per noi a venirci a trovare, l'allenatore della Regina. Grazie mister. Grazie a voi, buonasera. Poi abbiamo il nostro amico che si occupa di calciomercato e collega Antonio Claus di Cosenza Channel. Grazie Antonio. Salve a tutti, buon pomeriggio. Poi abbiamo l'allenatore rivelazione, poi lo possiamo dire anche, lo può confermare anche mister Maurizi, Bruno Trocini, allenatore del Rende Calcio. Buonasera. Complimenti Bruno per quello che stai facendo per questa squadra. Grazie. E naturalmente per la società del Rende di Fabio Coscarella e naturalmente per tutti i tifosi del Rende Calcio. Poi parleremo in particolare di quella che è stata finora, diciamo, la stagione della tua squadra, e il nostro opinionista che non poteva mancare, chiaramente Aldo Cennamo, che ieri era con me in tribuna stampa al Marco Lorenzon a seguire questa partita del Rende. Io ho detto che è stata una sconfitta immeritata, poi sentiremo anche il parere del nostro amico Aldo Cennamo. Allora, mister Maurizi, vogliamo fare un giro sul Crotone, su quello che è successo ieri a Crotone? Si sono lamentati tutti, si è lamentato Zenga, l'espulsione dall'altra parte si è lamentato Giulini di Pisacane immeritata, perché l'arbitro Tagliavento ieri ha perso la bussola, e non solo lui, l'ha persa Crispo, l'assistente, insomma chi più ne ha più ne metta. Sentiamo Maurizio, un giro sul Crotone. Ho avuto la possibilità, visto che stavamo in albergo aspettando la partita. Un po' la voce della più sera. alta, mister, se è possibile. Sì, Forse perché hai gridato troppo ieri sera a Matera, esatto. facciamo un freddo cane. E ho avuto la possibilità di vedere, visto che le partite si decidono molto da episodi, la possibilità di vedere l'episodio della punizione del 2-1 del Crotone. Quella di Ceccherini. E su una grande palla messa da Federico Ricci, e secondo me c'è stato un gravissimo errore del VAR, ma una cosa... E non capisco, dopo averla rivista molte volte, come si fa a non convalidare un gol del genere. A non convalidarlo, perché poi si va praticamente... C'è qualche arbitro che non ne vuole sapere. Qualche arbitro va praticamente a controllare il VAR e poi fa il doppio errore. È un doppio errore. Questa è una cosa strana, perché è stato controllato e dalle immagini televisive era chiaro che... Il gol era regolarissimo. Il gol era regolare. Antonio Clausi, allora, che diciamo? Una buona partita quella del Crotone di ieri? Una buona partita, ma io mi soffermo nuovamente su questo clamoroso errore, perché è davvero inconcepibile. Io davvero vorrei chiedere all'arbitro cosa ha fischiato, perché fuori gioco non è possibile, visto che Ceccherini partiva almeno da 2 metri prima, anzi addirittura fuori dall'area. Falli di confusione, come vengono definiti, non ce ne sono stati. Quindi io davvero mi chiedo, vedere e rivedere più volte questa azione, cosa ha generato nella testa di Tagliavento? No, davvero, io me lo sto chiedendo sinceramente. Poi per il resto della partita il Crotone, soprattutto in superiorità numerica, ha fatto la partita, ha sfidato più volte il gol. Nel primo tempo era stato salvato anche da Cordaz su un disimpegno un po' diciamo che è stato bravo Rafael quando poi è entrato, che ha sostituito Cragno, poi nella ha fatto delle ottime parate. Esatto, ha fatto molto molto bene.
però sono 2 punti che potrebbero pesare alla lunga al Crotone, anche perché con questi 2 punti, un punto in meno al Cagliari, il Cagliari era risucchiato. Vabbè, ma dateci una mano, dai. No, ma io, guarda Franco, Giulini si lamentò, ha ragione, contro la Juventus, ma ha ragione, senza ombra di dubbio, però il VAR dà, il VAR toglie, in questo caso ha dato e Giulini non ha detto granché. No, però io dico una cosa, io da tifoso del Cagliari dico che il Crotone avrebbe meritato, voglio dire, perché il gol di Ceccherin era regolarissimo. Io credo però che soprattutto i presidenti, quando ci sono delle sviste a sfavore, dovrebbero contenersi un po' di più, perché guarda caso dopo 2 o 3 giornate c'è una svista a favore, perché è clamorosa. La famosa bilancia. Esatto, ma non è una bilancia voluta. Alla fine si equivalgono gli episodi positivi e negativi alla fine di una stagione. Allora, mister Bruno Trocini, vogliamo dire qualcosina sul Crotone, su questo pareggio che comunque muove la classifica, perché poi ha pareggiato la Spal, però ha perso il Benevento. C'è stata questa vittoria della Verona, addirittura in trasferta a Firenze per 4-1 contro la Fiorentina, e poi il direttore generale Corvino che è uscito davanti a tutti chiedendo scusa per l'imbarazzo, per questa grossa sconfitta contro una squadra che lotta per evitare la retrocessione. 4 gol contro la Fiorentina, insomma, secondo me sono un po' troppi. Sicuramente 2 punti persi, insomma, in uno scontro diretto potevano essere anche decisivi sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista morale, potevano dare una spinta importante al Crotone. Un peccato perché ha fatto sicuramente un'ottima partita, meritando di vincere, e, insomma, speriamo che non debbano rimpiangere questi 2 punti a fine campionato. Aldo Cenem, allora parliamo dell'ultimo giro sul Crotone e poi naturalmente andremo a vedere quello che è successo ieri alla 23esima giornata di Lega Pro, e poi vi annuncio che alle 15:30, subito dopo la pubblicità, avremo una diretta telefonica col direttore sportivo ex del Cosenza Mauro Meluso, attualmente a Lecce, e vediamo quello che ci dirà sulla partita di ieri. Vai Aldo! Ho sentito qualche giorno fa in una trasmissione sportiva alla radio che con il VAR si stanno facendo molto ma molto più errori rispetto a quando non c'era il VAR, quindi mi pare che questo VAR non abbia risolto assolutamente i problemi perché poi l'arbitro diventa, anzi difende e vuole fare il protagonista sempre in campo. Se ieri l'arbitro non avesse fatto o pensato di fare il protagonista in campo, avrebbe dato sicuramente al Crotone un gol regolarissimo. Ma ci sono tanti casi, c'è il caso del gol del Milan, abbiamo visto, onestamente caro Franco, il Crotone ieri è stato truffato, è stata una truffa organizzata a sfavore del Crotone. 2 punti pesantissimi con una diretta concorrente, perché il Cagliari si sarebbe, lo so che a te dispiace perché sei del Cagliari, però caro Franco, no, ma io ho ammesso, per carità, io sono la vittoria del Cagliari super partes. Stava, e sono cose, questa legge del compenso onestamente a me non piace. A me piacerebbe vedere che i gol che regolari si danno, quelli che regolari non si danno, i rigori regolari si danno, quelli non si danno. Fare la legge del compenso nel calcio non è mai una buona cosa, perché si può pensare sempre che poi ci sia la malafede. Il Crotone è comunque una squadra viva, io penso che alla fine il Crotone si salverà. E io vi annuncio che il prossimo turno vedrà sabato sera alle 20:45 il Crotone impegnato nell'anticipo al San Siro Meazza contro l'Inter, quindi ci sarà Inter-Crotone alle 20:45 sabato sera, tutto da seguire. Allora, io ringrazio Enzo Leonetti in regia, Massimo Fino alla Camera e Giuseppe Costanzo che ci segue come al solito dalla messa in onda. Se riusciamo a mandare i tabellini, quello che è successo ieri praticamente nella 23esima giornata, Enzo Leonetti ti ringrazio, andiamo a leggerli insieme poi alla classifica generale. Allora, vediamo un attimo, Catania-Francavilla è il posticipo, quindi il Catania ha una partita in meno, Catanzaro batte Bisceglie, come dicevamo 1-0, dopo 2 mesi torna alla vittoria con gol di Infantino, Andria, Fidelisandria, Cosenza 1-1, poi Matera, Regina 1-1, poi abbiamo Monopoli, Sicola Leonzio sempre 1-1, molti pareggi ci sono stati ieri, Paganese Acragas 1-0, poi Arrende Lecce ha battuto il Rende per 1-0 con un gol di Cosenza del difensore centrale con un colpo di testa, poi Siracusa batte Racing Fondi 3-0
ed infine Trapani batte Juve Stabia 3-1 e questo è stato l'anticipo del venerdì. Andiamo a vedere la classifica generale, Enzo Leonetti se me la mandi, così poi entriamo subito in studio per il dibattito. Allora, al primo posto c'è sempre il Lecce con 49 punti, il Catania 42 con una partita in meno perché deve giocare in posticipo contro la Virtus Francavilla, poi a 40 punti c'è il Trapani, Siracusa 36, Rende che è al quinto posto con 34 punti, seguito dal Cosenza con 33, Matera 32, Monopoli 30, Francavilla 30, Juve Stabia 29, Catanzaro 28, poi Bisceglie 27, Regina del qui presente amico mister Genere Maurizi 25, si è tirata fuori dalla zona calda, Sicola Leonzio 23, Fidelissandia insieme al Fondi 22, Casertana 21, Paganese 19, Acragas 10. Allora io vorrei sentire i due allenatori perché oggi abbiamo ospiti due allenatori, quindi caro Antonio Clausi cerchiamo insomma di farli parlare un po' di più. Cominciamo da Maurizi, cosa ha detto questa giornata di campionato, sia per quanto riguarda l'alta classifica sia per la bassa, e poi rivolgerò la stessa domanda all'amico Bruno Trocili. Vai mister. Intanto per l'alta classifica credo che il Catania debba giocare questa sera, quindi dobbiamo vedere cosa fa il Catania. Il Lecce ha vinto a Rende e se il Catania dovesse vincere questa sera mantiene 4 punti di vantaggio e credo che la lotta sia tra loro due, sono due buonissime squadre. Il Trapani lo vedo un po' più in difficoltà. Per quanto riguarda la bassa classifica c'è stata la vittoria della Paganese sull'Agracas che forse è in difficoltà tecnica e anche societaria. Sì, sembra che vogliano smembrare quelli dell'Agracas in questa settimana, speriamo di no. Se siano vero e noi comunque non fanno bene al gruppo di lavoro e c'è stato l'ottimo pareggio dell'Andria con il Cosenza e niente, anche il nostro un ottimo pareggio a Matera. Sì, poi ne parliamo dopo che andremo a vedere gli highlights. E quindi niente, è un campionato difficile e noi dobbiamo pensare a fare... Posso chiederti tra Lecce e Catania chi vedi favorita? Perché io penso che il Trapani ormai è 9 punti dietro, difficile ribaltare 3 partite, dovrebbe vincere 3 partite, il Lecce perderne 3, di conseguenza poi arrivare a un finale incandescente. Chi vedi favorita? Prima tu e poi Bruno Trocci. Ma è difficile stabilire chi è favorita, nel senso che sono 2 ottime squadre, quindi hanno il potenziale entrambe per la Serie B? Per poter salire in B. Bruno, allora, per quanto riguarda l'alta classifica e poi la bassa classifica, e poi mi dici tra Lecce e Catania, li hai incontrate tutte e due tu a Lorenzon, ai noi, il Catania ha vinto per 3-0, forse con un risultato roboante, non meritava i 3 gol, perché sono stati 3 tiri in porta e 3 gol, e ieri invece il gol di Cosenza. Allora, a te la parola. Sì, dalla parte alta viene fuori che queste due squadre si giocheranno la vittoria del campionato, anche se chiaramente aspettiamo la partita di stasera perché il Catania necessariamente oggi deve portare a casa i 3 punti perché dovesse lasciare qualcosa stasera 6 o 7 punti cominciano a essere tanti per un'avversaria forte e affidabile come il Lecce. Giù c'è Bagar, sì, perché a parte l'Acragas tantissime squadre sono in pochi punti. La Paganese ieri ha vinto come da pronostico sull'Acragas, rimane in 5-6 punti diverse squadre, quindi bisogna stare con gli occhi aperti, è ancora tutto da giocare. Senti Bruno, per quanto riguarda invece la stessa domanda che ho rivolto a mister Maurizi tra Lecce e Catania, tu li hai incontrate tutte e due, che impressioni hai tratto? Due squadre molto forti con individualità importanti. Non saprei dire, probabilmente adesso i 4 punti sono un vantaggio non determinante, ma che lo può essere col passare delle giornate se dovesse continuare a mantenere questo distacco. Sono certamente le squadre più forti. Trapani ha perso qualche punto per strada, adesso è fuori, dando per scontato, ma neanche tantissimo, che stasera il Catania sconfigga il Francavilla. Penso che comunque se la giocheranno ancora per un bel po' di settimane. Antonio, voglio sentire la tua e poi Aldo Cennamo, prima di andare poi a vedere gli highlights, perché quest'oggi poi partiremo da Fidelissandia Cosenza. Vai. No, il Lecce sicuramente ha superato un ostacolo di quelli duri, perché giocare a Lorenzon, la storia di questo campionato ha dimostrato che non è stato facile per nessuno. Quindi aver superato un piccolo step ulteriore verso la Serie B
aiuta e non poco. Il Catania deve giocare, e se sono vere le parole di Sarri che giocare dopo la Juventus, in questo caso giocare dopo il Lecce, un po' condiziona come dire, il cammino delle altre squadre, potrebbe avere un po' di pressione proprio dal fatto che deve vincere assolutamente. Però sulla carta è favorito, quindi non credo che dovrebbe incontrare grandi problemi a condurre a casa la partita. In zona retrocessione, in zona play-out, anzi, a parte l'Akragas, il cui destino, almeno sportivo, sembra ormai segnato, per il resto saranno, credo, decisivi gli scontri diretti. Senti Antonio, siccome cominciano ad arrivare un po' di messaggini e un po' di mail da parte di chi ci segue da casa, noi salutiamo sia quelli che ci seguono dalla Calabria che da parte della Sicilia naturalmente, e mi dicono se il Cosenza su Melara, le ultime, se il Cosenza è vicino all'acquisto di un difensore centrale. Sì. Lo vuole sapere Massimo Dione Salvi insieme ai suoi amici che salutiamo. Allora, il difensore centrale è Camigliano del Cittadella. Quindi è stata già fatta? Addirittura in fase di ultimazione. È un difensore centrale di piede mancino, l'anno scorso era a Castellammare di Stabia, in carriera ha giocato in B anche con il Trapani e con il Brescia. È il centrale classe 94, quindi non è under. Il Cosenza si sta accordando con il Cittadella per un prestito con diritto di riscatto, quindi nel momento in cui il calciatore verrebbe valorizzato, oppure Braglia o chi per lui a luglio decidesse di trattenerlo, il Cosenza potrebbe esercitare questa opzione, poi a prezzi da concordare. Per quanto riguarda Melara la situazione è semplicissima, il Cosenza ha formulato un'offerta a crescere fino al 2020, quindi un contratto di 2 anni e mezzo. È in attesa che il calciatore del Benevento dia la propria risposta e nel caso accetti di scendere di 2 categorie. È chiaro che Melara è un giocatore che in Serie C ha giocato tantissimo e bene, e l'anno scorso ha giocato anche tanto in Serie B nel campionato che poi il Benevento ha concluso i playoff vincendoli. Allora Bruno, voi invece a Rende praticamente è stato risolto il contratto con uno dei fratelli Modici, mi pare, l'altro invece è tornato alla Casamate, quindi al Milan, e Savettieri pure avete risolto il contratto. È arrivato Cuomo, di cui si dice un gran bene, questo difensore centrale della Primavera del Crotone, allenata dall'amico Nello Parisi. E ci saranno qualche altra cosa? Ci saranno in questi ultimi 3 giorni? Ma in linea di massima non dovrebbe succedere niente, però il direttore e il presidente sono sempre molto attenti qualora dovesse venire fuori qualche situazione, sempre in prospettiva futura, quindi parliamo di ragazzi che possano fare al caso nostro non solo per questa restante fase della stagione, ma anche e soprattutto per la prossima stagione. Aldo, allora, prima di andare in pubblicità, poi ripeto, avremo al telefono l'ex direttore sportivo del Cosenza Mauro Meluso, quest'anno, cioè dall'anno scorso a Lecce, vedremo quello che ci dirà sia sul campionato e anche sulle calabresi naturalmente, e sulla partita di ieri che il Lecce, ripeto, ha vinto a Rende per 1-0 con un gol del difensore Cosenza. Aldo Ceno, a te, fammi un discorso sul campionato. Ieri è stata una giornata, diciamo, di pareggi. C'è solo da registrare questa immeritatissima sconfitta del Rende con Lecce. Onestamente io il Lecce lo sto vedendo spesso, l'ho visto anche con il pareggio che ha fatto in casa con il Catania. Se dovesse esprimere un giudizio oggi, penso che alla fine il campionato ancora assolutamente non è deciso. Io penso che alla fine il Catania gioca meglio e potrebbe spuntare il Catania. Per quanto Questa è una tua opinione, che non sarà sicuramente quella di Meluso. È una mia opinione, perché ho visto ieri un Lecce che non ha assolutamente... Ma anche Liverani non era contento della prestazione. Non ha fatto nulla per vincere la partita, il Rende se l'è giocata alla grande come sa fare, con un bel gioco, un gioco fatto anche un gioco moderno, atleticamente i giocatori stanno bene, tutto diciamo un gioco armonico, quello che piace a me, con passaggi anche molto lineari, fatti velocemente, cioè il gioco che c'è che Brunello Trocine sa far fare una squadra. Il Lecce ha fatto un'azione, ha fatto un gol, per Rende non è riuscito a pareggiare,
perché poi un gol, non so se era gol o non gol fantasma, non è stato Ce lo faremo dato, dire poi da tutto un discorso da vedere. Per quanto riguarda invece sia la Regina che ha pareggiato ieri a Matera, la Regina ha 25 punti, si è messa in una posizione un pochino più tranquilla, è una squadra fatta di giovani, quindi merito alla Regina che sta costruendo la sua base con i giovani che sono il futuro e via. Il Catanzaro dopo 2 mesi fa 3 punti e si mette anche in una posizione buona, però onestamente ancora il campionato è tutto aperto sia per quanto riguarda la zona playoff sia per quanto riguarda la zona retrocessione. Io auguro sia al Cosenza che al Rende di salire sempre più in alto perché onestamente se lo meritano. È la Regina stessa che dovrà sicuramente salvarsi e si salverà perché il tecnico Maurizio è bravo, è giovane, è capace e la società ha fatto anche sacrifici perché la Regina è stata in grandissima difficoltà, una persona come Proticò, uno in campo, capace, uno che conosce il calcio, per cui penso che la Regina alla fine potrebbe sicuramente restare. E mi hai dato l'assist prima di andare in pubblicità per parlare con Agenore Maurizio, allenatore della Regina. Vorrei capire tutte le partenze perché poi la Regina ha monetizzato, Bianchimano l'ha preso il Perugia e ve lo ha lasciato fino a giugno. De Francesco è un gran bel giocatore, è finito in Serie B, è andato allo Spezia, o mi sbaglio? Sì. Ci sono state altre uscite e poi vorrei capire tutte le entrate e quelli che hanno giocato ieri, nuovi che hanno giocato a Matera, ieri avete raggiunto l'1-1 con un gol di Sparacello. Vai mister. Intanto per quanto riguarda le cessioni, vuol dire, se ne occupa la società e il direttore. No, quelle che sono state già quelle avvenute. Da un punto di vista tecnico abbiamo l'esigenza di creare una squadra che si avvicinasse più alle mie caratteristiche, perché noi essendo nuovi abbiamo trovato comunque dei giocatori già sotto contratto, abbiamo fatto in fretta e in furia, anche rispettando dei vincoli che ci siamo dati di comune accordo con la società, quindi giochiamo stabilmente con 6 under, 7 under, di cui 4,98 in campo e questo la dice lunga sul nostro progetto, che comunque è un progetto a più anni, è un progetto dove ci sono dei giocatori in prestito da società professionistiche e dei giocatori che andiamo a prendere come Marino, che stiamo andando a prendere dalla Sigua Leonzio, che comunque ha fatto la Serie D lo scorso anno e che sta facendo veramente molto bene. Quindi sono arrivati Condemi, che era 2 anni che non giocava, io lo ricordo nella Regina. Sì, dei nuovi è arrivato Condemi, che secondo me è un signor calciatore. Non so perché sono 2 anni che non gioca, ma vuoi dire ha esordito in B. Le stranezze del calcio, un bravo giocatore da 2 anni che Condemi non gioca. È un ragazzo che vuole giocare soltanto a Reggio, è molto affezionato alla maglia della Regina e secondo me è un bravissimo calciatore. Benissimo. Adesso vediamo se ci riuscirà. Castiglia, un altro ritorno. Castiglia, non lo presento certo io, quindi voglio dire, Castiglia, abbiamo preso Ferrani che a mio avviso è un difensore. Il capitano del Fano. L'ex capitano del Fano, certo, è un calciatore che ci dà molta esperienza e ci dà anche sostanza, cosa che mancava, forse delle volte eravamo belli a vederci ma era un po' poco pragmatici e quindi Usmanovic come una gara di andare corrente. Usmanovic è un grande talento, ma i grandi talenti anche se è 98 a Livorno non l'hanno fatto, hanno fatto fare 3 presenze così, da noi ha fatto già 2 partite da titolare, quindi ha la possibilità, stiamo facendo questo progetto a Reggio che non è una piazza molto tranquilla, non stiamo parlando di Pontedera, Prato, tutto Cuoio, stiamo parlando di Reggio e prendiamo insulti tutti i giorni perché facciamo giocare i giorni. No, ma scherzo, no. E vabbè, insomma, è la corazza, ci vuole una bella corazza. Non è quello, credo che insomma, i ragazzi hanno possibilità di giocare, se lo meritano, perché poi tanti ragazzi comunque vengono dalle primavere e il mister lo sa come me, nel senso che comunque non è facile fare un campionato di primavera e poi calarsi in una realtà, perché è un conto lo sport di formazione e un conto quello di prestazione. Antonio, scusami, prima di andare in pubblicità volevi aggiungere qualcosa? No, volevo chiedere al mister se sul mercato dobbiamo aspettarci più un difensore o un attaccante in questi ultimi giorni. E ti faccio una coppia di nomi per 2 difensori, una coppia di nomi per 2 attaccanti. De Vito e Terigi per la difesa, Rossetti e Frick per l'attacco. Abbiamo... Frick come fai? Magari un prestito. Che non è chic. No, non è chic. Frick è un calciatore molto bravo, calciatore molto bravo del Perugia e ci sono ottimi rapporti anche col fatto di Bianchimano. Avevo sentito anche Fall, risulta questo Fall? No. No, Frick è un giocatore bravo, però adesso non so quello che faranno il direttore col presidente Milano. Noi abbiamo delle esigenze chiare
e vediamo se riusciamo a completarci. Comunque i giocatori rosa sono un ottimo organico e serve di fare esperienza, la stanno facendo e l'importante è rimanere concentrati sul nostro obiettivo e con i piedi per terra senza curi pindarici. Che poi l'obiettivo della regione di quest'anno è la salvezza, chiaramente. Esatto, perché noi scusate se mi dilungo, dopo la vittoria col Catania forse abbiamo perso un po' di vista quello che erano gli obiettivi e quando si perdono certezze con i giovani è un po' difficile. Posso farti una domanda prima della pubblicità? Porcino, sì. So che il Cosenza era pure interessato, è un buon elemento, nativo di Reggio Calabria, uno fatto in casa, sarà ceduto? Porcino a mio avviso è un un ottimo calciatore, quindi merita palcoscenici importanti. Io come tecnico della Regina in quel ruolo ho voluto un calciatore che, come dicevo prima, io forse parlo troppo diretto e quindi in questo mondo c'entro poco, però un calciatore che sento più mio, che è più Armeno, chi è? Armeno, che è più un calciatore che hai avuto a Ischia, mi pare. Che ho avuto a Ischia, è un calciatore a mio avviso straordinario e quindi quando parlo di straordinario parlo dal punto di vista tecnico, tattico, fisico e motivazionale, psicologico, nel senso che è un calciatore funzionale a quello che è la mia volontà di esprimere calcio. Bruno, condividi il pensiero del tuo collega omonimo? Sì, assolutamente. È chiaro che un allenatore quando riesce a portare con sé giocatori che già sanno cosa il tecnico chiede, è 1, 2, 3 passi avanti, cioè si facilita tutto il quotidiano, quindi sono sicuro, è un dato di fatto questo. In merito ai giovani ci tenevo a sottolineare una cosa, che io trovo sempre una grande differenza fra ragazzi, mi riallaccio al discorso di Marino che la Regina ha preso, un giocatore a me piace molto, che la Regina ha preso dalla SICO, dalla Serie D l'anno scorso. Sono sempre molto più pronti i ragazzi che vengono dalla Serie D dall'eccellenza e non quelli che vengono dalle primavere di Serie A ad alti livelli, perché il calcio, quello dei grandi, dove i punti valgono e valgono tanto, è un altro mondo. I ragazzi che magari vengono da queste primavere non sempre riescono immediatamente a focalizzare quelli che sono gli obiettivi di una squadra, di una città. Vero. Aldo, chiudiamo il cerchio e poi pubblicità. Brunello ha detto bene, poi lui viene da giocatore, viene da una grande primavera, la primavera della Juventus. Lui ha avuto Cuccuretto, con Trapattore lo portava anche. Io ero il primo che non le capivo. In prima squadra. Sì, quindi Brunello non ha un passato. Prima Cosenza e poi Juventus. Bravo, non ha un passato ha un passato calciatore di una grande società, di una grande squadra. Per cui lui ha assimilato tutto quello che c'era da assimilare e si sta portando tutto questo bagaglio dietro, facendo bene a rende, facendo bene. Io gli auguro alti palcoscenici, però Brunello secondo me è un esempio di come si può diventare allenatore stando con i piedi per terra e venendo dalla gavetta, perché nella Juventus si fa la gavetta. Chi viene dalla Juventus primavera o prima squadra, lui è stato anche prima squadra con Trapattoni, sa come i sacrifici che bisogna fare per arrivare a certi livelli. Lui li sta facendo, speriamo che alla fine riesce a trovare quello che lui merita, perché è vero che gli sono amico, però gli riconosco grandissime qualità, grandissima capacità professionale e gli auguro tanto bene, insomma. Benissimo, glielo auguriamo pure noi insieme a Maurizio e tutti quelli che allenano le squadre calabresi. Allora Enzo, possiamo andare in pubblicità? Ok, allora restate con noi, ci rivedremo tra qualche minuto. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora eccoci per la seconda parte di Replay per questo lunedì 29 gennaio 2018. Salutiamo ancora una volta Silvia Iulianelli, sarà con noi lunedì prossimo. A lei un in bocca al lupo di pronta guarigione, visto che è stata colpita da un virus influenzale. Io direi alla regia Enzo Leonetti se riesce a mettersi in contatto con Mauro Meluso, il direttore sportivo del Lecce, ex Cosenza, per parlare un po' del campionato e per parlare della vittoria del Lecce ieri al Lorenzolo.
Nel frattempo vorrei introdurre proprio, caro Antonio, nel frattempo che arriva la telefonata, questo pareggio del Cosenza ieri ad Andia per 1-0. Ricordiamo che è la Fidelis Andia, vedremo poi gli highlights, era passato in vantaggio con una bellissima punizione di Rada, che guarda caso stamattina ha fatto le valigie e è passata alla Viterbese, era l'ultima partita perché deve monetizzare la Fidelis Andria. Si è congedato bene. Si è congedato bene, aveva fatto lo stesso gol l'anno scorso a Perina, sempre da quella posizione, e poi per il Cosenza... Che l'anno scorso il Cosenza stava per prendere. Per prendere, sì. Era stato richiesto da Roselli, poi non si è concretizzato. Abbiamo la telefonata, ecco qua, ci dicono dalla regia, dovremmo avere in linea il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso. Pronto? Sì, buonasera Franco. Oh, buonasera Mauro, grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione replay. Allora Mauro, vediamo se riusciamo a mettere il fermo immagine, così lo facciamo vedere anche a casa. Parliamo un attimino della partita di ieri, di questa vittoria del Lecce contro il Rende. Qui in studio abbiamo anche l'allenatore del Rende Calcio Bruno Trocini insieme all'amico allenatore della Regina mister Maurizi, poi abbiamo anche il collega di Cosenza Channel che tu conosci assai bene, che è Antonio Claus, e il nostro opinionista Aldo Genoma. Te la parola Mauro. Chiedetemi quello che volete. Partiamo dalla vittoria del Lecce? Sì, partiamo dalla vittoria del Lecce. Io credo che non sia stata una partita bellissima, nel senso che in particolar modo nel primo tempo siamo stati un po' in difficoltà oggettive, senza voler nulla togliere. Rende, tra altre cose, è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 78, quando sono uscito dalla Pane Bianco Cosenza. Quindi eri un ex ieri? Eri un ex? Ero un ex, anche se solo per un anno, e quindi ecco, il campo un po' ha penalizzato un po' una squadra tecnica come la nostra, è un campo un po' così, un po' non in perfette condizioni. Meno male che non avete giocato al San Vito Marulla, meno male. In che senso? È peggio. Mi dispiace molto, perché insomma, una squadra Lecce è costruita con giocatori di qualità che ovviamente in certi campi si trova un po' in difficoltà, senza nulla togliere a Rende, che ha fatto un'ottima partita. Ho avuto modo anche di complimentarmi con Bruno Trocini a fine partita, perché in effetti ci hanno messo in grande difficoltà, hanno avuto una grande determinazione, una grande voglia di voler fare il risultato, insomma, di fare un risultato prestigioso a questo punto contro la prima in classifica. Io sono molto felice di questa vittoria, perché è proprio una vittoria che è venuta, ripeto, non esprimendo un grandissimo calcio, ma comunque in un campo difficilissimo, in una squadra che era in salute, l'avevamo studiata bene, e quindi un risultato particolarmente importante secondo me. Mauro, prima di dare la parola agli amici che sono qui in studio, vorrei che tu tracciassi un discorso sulle parti alte della classifica. Una corsa a due, Lecce e Catania, secondo te a questo punto? Assolutamente no, ma mi corre l'obbligo di dirlo, non per scaramanzia o per mettere le mani avanti, ma perché così. Io sono uno che vive di calcio da quando era bambino, quindi so bene che nel calcio non si può dare nulla per scontato. Alessandria Docet dell'anno scorso, insomma, era una squadra che aveva molti punti di vantaggio e si è fatta riprendere, quindi bisogna sempre stare giocare sempre con grande determinazione, non rilassarsi mai. Il calcio mi ha insegnato questo, e questo porta avanti, e quindi penso che il Trapani non sia tagliato fuori dai discorsi del primo posto, seppur obiettivamente bisogna dire una cosa, che se dovesse inciampare il Lecce è difficile che possa inciampare anche il Catania, e anche il contrario, che se inciampa il Catania è difficile che inciampi il Lecce. Quindi è chiaro che per il Trapani si fa più dura, perché con altre cose noi stiamo avendo una marcia spedita, facendo i tempi di scongiuri, senza nessun tentennamento. Magari quella di ieri può essere anche non stata una felice partita sotto il profilo tecnico-tattico, però la squadra ha combattuto con grande determinazione e ha portato a casa un risultato. Do la parola ad Antonio Claus di Cosenza Channel. Vai Antonio. Salve direttore, io le volevo chiedere una cosa.
visto che comunque nell'intervista che abbiamo realizzato sabato sul Quotidiano del Sud ha parlato molto bene di Bruno Trocini, volevo sapere se dopo la partita giocata poi domenica a Lorenson con il Rende che comunque ha costretto ha fatto sacrificare molto il Lecce, se quel giudizio è stato rafforzato alla luce di questo confronto diretto. Ma sicuramente sì, non avevo bisogno di un'ulteriore conferma, so che Bruno Trocini è un allenatore emergente, una persona un allenatore che sta ottenendo grandi risultati con una squadra senza grandi nomi, con ragazzi che hanno grande volontà, ma comunque insomma molti giocatori si affacciano per la prima volta in ambito professionistico, quindi insomma qualcuno è anche un po' esperto, insomma, come Panbianchi e qualcun altro, però insomma l'atteggiamento che ha avuto la squadra è particolarmente positivo, vuol dire che si nota molto la mano dell'allenatore, perché vuol dire che l'allenatore ha trasmesso qualcosa, ha trasmesso sicuramente anche dei dettami tecnico-tattici, perché il Rende lo descrivevano un po' una squadra che giocava con palle lunghe, invece ho visto, l'avevamo studiato anche in altre partite, ho visto che invece insomma, cerca di arrivare anche attraverso le trame e cucire il gioco, quindi vuol dire che c'è lavoro. Ho visto per esempio molti schemi sia sul calcio d'angolo che sul fallo laterale, che vuol dire che alla base c'è un lavoro settimanale e costante, anche quindi queste sono tutte note a merito dell'allenatore e anche dei ragazzi che lo seguono. Prima di dare la parola ad Aldo Cenna, il nostro opinionista, ti faccio la domanda, ti pongo la domanda se il Rende da playoff, visto che conosci benissimo e a memoria il campionato. Assolutamente sì, penso proprio che sia da playoff. Io credo che arriveranno a questo traguardo non dico agevolmente, ma a parte che lo auguro, ma credo che abbiano espresso un buon calcio e quindi ci arriveranno, io sono convinto. Aldo Cennamo, vai. Io, dal momento che il direttore usa la cautela, la prudenza... No, non sento nulla, scusate, ma non sento nulla. Aldo, ho detto dal momento che lei usa la prudenza, perché lei è un navigato, quindi conosce bene il mondo del calcio. Io prima ho detto che tra Lecce e Catania, quando ho visto le partite del Lecce, ne ho viste molte partite del Lecce, per la verità, io ho detto che probabilmente alla fine, anche se c'erano 4 punti, il Catania potrebbe arrivare prima di voi, ma è una mia opinione, quindi sicuramente discutibile. Ma quello che non le dico cosa sto facendo. Ma io glielo stavo dicendo, lei sicuramente in questo momento farà il disco e fa bene, perché è così che si fa nel calcio. No, ma sa cosa, nonostante quello che si possa pensare, io sono molto... Ma lei l'ha detto prima, lei è stato... con tutte e due le mani, quindi... Ma lei ha detto prima una cosa importante, ha detto che ci potrebbe anche inserire il Trapani, tranne che sicuramente... per diventare un campionato più avvincente. Comunque la domanda che le volevo fare è questa. Credo che lei non abbia un grande avvenire come opinionista. Va bene, ma questo è una sua opinione, ma io... Io rispetto la sua... E io l'accetto. Per la domanda che le volevo fare... È un bel siparietto. La domanda che le volevo fare, vedo che lei le provocazioni non le accetta, vabbè, ma lasciamo stare. La domanda che le volevo fare, lei da Cosenza è andato via, come mai è andato via da Cosenza? Non le piaceva questa piazza? Facciamo rispondere Meluso. No, guarda, allora io... Questa sì che è una provocazione, ma io non ho detto già che non parlo del Cosenza, quindi quando a tempo debito poi ne parleremo. E un'ultima domanda te la posso fare io allora, Mauro. Visto che non parli del Cosenza, ti devo chiedere se secondo te anche il Cosenza è una squadra da playoff. Questo puoi rispondere? Sì, certo, assolutamente. Ma il Cosenza è un'ottima squadra, una squadra che è partita purtroppo male, sì. Probabilmente con qualche, a mio giudizio, con qualche equivoco tattico con la precedente gestione. Adesso si è ripresa benissimo, sono certo che farà i playoff e farà anche la protagonista, perché insomma, ha una buonissima squadra ed era impensabile che potesse andare così male come è successo all'inizio, quindi
assolutamente sì. Direttore, un'ultima cosa, il nostro amico Arrigoni come sta? Visto che ieri è uscito in barella, abbiamo saputo della frattura del setto nasale, è stato ricoverato qui all'ospedale di Cosenza, all'Annunziata? No, non è stato ricoverato, ha fatto degli esami radiologici all'ospedale di Cosenza che hanno escluso complicazioni neurologiche. Meno male, meno male. Riguardava un leggero trauma cranico, ma aveva comunque una frattura alle ossa nasali che è stata ridotta proprio oggi qui a Lecce. Avrà un decorso adesso post-operatorio, si spera il più breve possibile. Grazie allora, grazie direttore per essere intervenuto, come al solito sempre cortese e gentile, in bocca al lupo per il futuro del Lecce. Grazie ancora. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Maurizio, che vogliamo dire di quello che ha detto l'amico Mauro Meluso? La provocazione di Aldo Cenna? No, questo non entri in merito, però dico, è rimasto molto coperto. È rimasto coperto, però quando gli ha detto del Catania, ha detto le parti basse, eccetera, intime. Non è che i cervelli bisogna farci, c'è il lavaggio dei cervelli, il cervello, uno dice quello che può pensa, dire la sua, è una mia opinione. Perciò volevo sapere da Maurizio e da Bruno Trogini come hanno, ecco, l'assunto di quello che ha detto in sostanza Mauro Meluso. Sul campionato e sul Lecce? Praticamente non ha detto nulla, nel senso che è rimasto coperto, quindi come è giusto che sia, nel senso che non si può sbilanciare, perché ha detto una cosa comunque che penso anch'io, che non esiste una verità assoluta e non esiste una logica nel calcio. Benissimo. E allora Enzo Leonetti, visto che qui c'è Bruno Trogino, abbiamo come dire, appena iniziato il discorso di Rende Lecce, e diamo spazio agli highlights appunto di Rende Lecce con questa vittoria della formazione pugliese giallorossa e con gol di Cosenza al 24esimo del secondo tempo. Andremo a commentare gli highlights proprio con l'allenatore Trogini. Partiamo con Rende Lecce, ecco qua. Il Rende con la solita maglia bianco, a strisce bianco e rossa, il Lecce aveva una maglia ieri nera con bordi gialli, giocavano 4 elementi. C'erano 4 elementi diversi rispetto alla partita che il Lecce aveva pareggiato col Catania nel turno precedente, mentre mi pare che Bruno, nella tua squadra una sola variazione c'è stata ieri, no? C'era Godano che partiva dalla panchina. Due rispetto a due, e c'era Viteriti, chi c'era? Vivacqua. Vivacqua davanti al posto di Goretta. Ecco, vogliamo commentarlo insieme. Non mi è sembrato un bel primo tempo, né da parte dell'una né da parte dell'altra. Io dal Re, onestamente... A me il primo tempo è piaciuto molto. Sì. Non... Però ti dico questo, che da Lecce mi sarei aspettato qualcosa di più. L'ha detto pure Mauro Meluso poco fa, che dal mio punto di dice vista, non è stata una partita bella, lo ha detto Meluso. Dal mio punto di vista il primo tempo è stato fatto bene, perché abbiamo concesso poco, benissimo. Qualche tiro da fuori come in questa circostanza. Siamo stati bravi. Qui c'è un gol annullato per fuorigioco. Siamo stati bravi a non farli giocare. Qui c'è un bel colpo di testa. Sì, qui Vivacqua ha fatto un colpo. C'è stato un cross dalla destra e poi a Vivacqua di testa, e qui il Rende, qui siamo nella ripresa. Ma queste non sono tutte le immagini, le azioni che abbiamo avute, ne manca qualcuna. Sì, vabbè, ma queste sono le immagini che sono state montate, non dipende da noi. Sì. Qui c'è Di Piazza che questa è stata una bella azione. È l'azione più importante che hanno avuto. Di Piazza che si libera, e qui c'è il gol. Il portiere non c'è. Qualcuno ha detto forse Forte poteva essere più, assolutamente no, magari, ecco qua, parte la punizione di Lepore, c'è un tacco e piuttosto casuale, va sulla testa di Cosenza. Me la fai rivedere Enzo al rallenti per favore? Vediamo questo replay. Perché qualcuno ha messo sotto accusa Mister Trogini, il portiere del Rende. Vediamo un attimino se poteva fare qualcosina di più. Se ci dà Enzo Leonetti il replay del gol, la battuta di punizione da parte di Lepore, poi c'è un tacco in aria, la palla perviene sulla destra a Cosenza che è il difensore centrale, schiaccia di testa, eccola qua, vediamo un attimino. Lepore, tacco, il portiere forse la vede un po' coperto o no? Ma non lo so. Maurizio come la vede? No, credo che... Ecco adesso non so, dal vivo si vede meglio sicuramente, credo che Lepore non abbia calciato bene la palla, la linea è scappata, è stato casuale, un colpo di tacco. Non credo che e qui c'è la reazione del Rende, questo tiro da lontano di Laribbi mi pare, no? Sì. Che termina un po' alto sulla traversa, e qui viene avanti ancora il Lecce, tiro dalla distanza,
anch'esso alto sulla traversa, e poi c'è un cross dalla sinistra, c'è un batte e ribatti. Io vorrei andare a rivedere qui. Perucchini si distende, due colpi di testa si pericolosissimi, distende, prende praticamente la qui c'è un altro colpo di testa, anche questo di chi era? Di Rossini? Chi era? Rossini, che praticamente finisce al palo, sul palo alla destra del portiere Perucchini, che in precedenza si era disteso per prendere un altro tiro. Insomma, e qui vediamo, qui vediamo praticamente quello che è successo, magari quello che non è successo, perché qui c'è una battuta praticamente di calcio d'angolo da parte di Laribbi e una mischia in aria. Ecco, Enzo, se ce la fai rivedere per cortesia il calcio d'angolo con il gol che è stato annullato al rende, perché sembra che l'arbitro avesse, caro Trocini, prima convalidato il gol e poi invece è tornato sui suoi passi, forse perché l'assistente, il guardalinea aveva alzato. Abbiamo avuto tutti la sensazione che avesse barcato la linea, che avesse segnato gol. La palla era lì sulla linea. Ma chi c'erano? C'erano 2 o 3 giocatori? Sì, là. c'era, è chiaro che eccolo qua. Un po' di confusione. I ragazzi, qualcuno dice che era entrata, qualcuno sulla linea. Però l'arbitro immediatamente ha dato il gol, ha segnato il centrocampo, e poi ci ha ripensato. Sono andato a chiedere a fine partita spiegazioni, mi ha detto che ha chiamato. Possiamo tornare in studio, Enzo Leonetti, grazie. Questo sì, è un minuto alla fine. Ecco, stavi dicendo a beneficio dei telespettatori che sei andato poi a fine partita a chiedere spiegazioni all'arbitro? Mi ha detto che ha fischiato carica al portiere. Ha fischiato carica sul portiere, che non aveva segnato il gol. Carica al portiere. Allora vogliamo, visto che tu sei qua e noi abbiamo fatto di tutto per sentire Liverani, vediamo se sei d'accordo, poi parliamo del Cosenza e della regia. Enzo Leonetti, dovremmo avere il post partita dell'allenatore del Lecce Liverani, ex giocatore della Lazio. State a sentire quello che dice. Soddisfatto per il risultato, la mia squadra non è molto abituata a fare queste partite, non ha l'abitudine, sapevamo che questa squadra gioca a tutte palle dritte ed è molto brava a farlo, con gli attaccanti che si muovono molto, sono bravi ad attaccare le seconde palle, campo quasi impraticabile per giocare a calcio, questo è il dispiacere più grande. Io credo che per fare la partita, ci devono essere degli ingredienti fondamentali. Uno è il campo da gioco, deve essere di livello per giocare a calcio e obiettivamente nessuno può dire il contrario, questo è tutto tranne che un campo dove si può giocare tecnicamente. La bravura della mia squadra è stata rimanere compatta, rimanere sempre nella partita concedendo poco e quindi l'unica cosa negativa di questa partita sicuramente è l'infortunio di Arrigoni, credo una frattura al naso, un setto nasale, però lui è un guerriero nonostante la struttura fisica non sia delle più grandi, però è un giocatore che noi vogliamo recuperare al più presto, quindi faccio i miei auguri e spero insomma che possa risolvere tutto. Però oggi è andata così, ci prendiamo i 3 punti, riposiamo perché i ragazzi se lo meritano. E allora? Liverani insomma, poteva farne anche a meno di dire che insomma, il campo non mi pare. Allora se avesse giocato come ha detto a Mauro Merusa al San Vito, Marulla, così come ha detto Auteri, vabbè, sono un po' di quegli allenatori che poi tutto sommato, lui è stato a Terni lo scorso anno, ha salvato la Ternana, ma non mi sembra che abbia un curriculum così importante come l'ho avuto da calciatore. Si poteva in sala stampa magari parlare in maniera diversa. Bruno Trocci. No, vabbè, penso che il nostro campo non fosse in così pessime condizioni come dice lui, ci sono campi messi sicuramente peggio. Forse ha voluto dare una spiegazione alla prestazione un po' sottotono, insomma. Probabilmente. Io penso sia dovuto a questo, perché il Lecce ieri ha sofferto e dire che il campo è brutto è semplice, insomma. Antonio Claus e poi Aldo Cena. Diciamo che il problema dei campi di gioco spesso e volentieri viene tirato fuori quando non si è totalmente... Ma ha vinto però il Lecce. Sì, quando non si è totalmente soddisfatti di ciò che è stato fatto in campo. Però, guardando soprattutto quello di Cosenza, il San Vito, è anche quello di Reggio Calabria, non è... Il massimo, insomma. Sì, non è il massimo. Un problema sui fondi c'è, a mio avviso, in larga parte dei campi della Lega Pro, Girone C.
Aldo, Ma penso che si dovrebbe mettere d'accordo col suo... tu non hai un futuro addetto Meluso da opinionista, te l'ha detto sono Mauro che è un 30 anni attento lo faccio, osservatore. lui ancora il direttore sportivo lo fa, non so da quando lo fa. Io sono 30 anni che faccio questa trasmissione, quindi poi vabbè, ma era una battuta, dai. Ma l'altra battuta, ma secondo me deve mettersi d'accordo perché il direttore ha detto che il Lecce non ha fatto la migliore prestazione, per cui il Rende meritava il pareggio, questo ho capito io. Lui invece, Liverani, che ha detto invece che ha dato le spalle al campo del Rende. Le condizioni del terreno. Che poi il campo del Rende abbia dimensioni leggermente inferiori a quelle dei campi, ma il terreno di gioco è omologato, il terreno di gioco mi pare, ho visto anche tenuto bene, quindi lavorato bene, perché noi ogni tanto di queste cose le andiamo ad osservare. Trovare scuse per questa prestazione dopo aver vinto una partita immeritatamente, così come ha pareggiato immeritatamente col Catania, significa che ho ragione io quando dico ma tu ce l'hai con Lecce, dai, ce l'hai con Lecce tu. Ho capito che ce l'hai con Lecce e non arriverà prima, perché se gioca così come ha giocato a Rende, perché il Rende è una squadra che lo ha fatto letteralmente soffrire questo Lecce, secondo me io ho ragione che alla fine arriverà il Catania. Per Melusi può toccare quando vuole, ma io la penso così. Bene, se a fine campionato vedremo chi arriverà primo. Ma in diretta succede questo. Che è successo, Franco? Mannaggia. È capitato un attimo, no, ce lo rimettiamo subito. Chiediamo intanto ad Enzo Leonetti se abbiamo un po' qualche minutino per andare un po' avanti, perché io direi di andare a vedere a questo punto, se ce la facciamo prima della pubblicità, gli highlights di Fidelis Sandia Cosenza 1-1. Possiamo partire, grazie. E allora vediamo le due squadre in campo. Non è stato nemmeno un bel primo tempo, poche emozioni, vero Antonio Clausi, da una parte e dall'altra. Brutta, lo dobbiamo dire, sì, brutta. Landria in maglia blu, Cosenza in maglia blu, la striscia orizzontale rosso-blu. Vai. È stata una partita brutta, una partita in cui l'Andria è riuscita a chiudere ogni varco al Cosenza senza però proporre nulla che potesse impensierire i rossoblù. Sono una classica partita abbastanza contratta, che soltanto degli episodi potevano schiodare dallo 0-0. Uno di questi è stata proprio la punizione lasciata magistralmente. Questa è una punizione bellissima, mister, Sì. Vogliamo rivedere Rada, c'era abituato perché l'anno scorso aveva bucato il Cosenza, aveva bucato Perina, sempre ad Andria, sempre da quella posizione. È una grande punizione e un grande esempio di professionalità. Un ragazzo che sa che il giorno dopo va via. Eccolo qua, Rada che oggi è passato alla Viterbese. Imparabile, non c'entra nulla il piazzamento di Saracco. E qui Braglia che è un po'... Nel secondo tempo il Cosenza ha iniziato ovviamente ad alzare il baricentro, perché l'Andria si è rintanata nella sua... Fallo di mano da battuta d'angolo, rigore, calcio di rigore. Anche qua, come nel caso della punizione di Lepore, un calcio d'angolo non battuto benissimo, Lattanzio la tocca con la mano. Ecco qua, lo rivediamo, però il mano ci sta tutto, Eccolo qua. Assolutamente. Allarga la mano. Assolutamente. Allarga mano, non è che vicino, allarga la mano regolare. E quindi l'arbitro comanda il calcio di rigore. Qui batte Loviso, il portiere Mauro Antonio, che per me è stato uno dei migliori in campo. Mauro Antonio, portiere molto esperto, rimane fermo e Loviso batte alla sua sinistra. Eccolo qua. Molto bella l'esecuzione di Loviso. Secondo rigore trasformato da Loviso, dopo quello contro il Bisceglie al Marulla, secondo gol. E qui c'è il Cosenza con Tutino, il nuovo entrato Tutino, che crossa dalla destra per... Tutino molto meglio, anzi Tutino e Baclé molto meglio ieri di Okereke e Perez, entrambi visti sottotono. E poi vediamo che sbaglia Mauro Antonio, l'unico sbaglio della partita. Qui Tutino prende la palla, si avvicina, poteva fare forse qualcosa di diverso e di più, forse meglio, e Mauro Antonio ci mette i pugni. E questa è stata una bella azione. Poi c'è una svirgolata di Bruccini che regala palla a Scaringella, qui poteva il Cosenza
poteva praticamente, qui ha rischiato tantissimo, Bruccini con questo retropassaggio, e poi più nulla. Possiamo tornare in studio, poi parleremo del Cosenza, dove aver ascoltato quello che hanno detto i due allenatori, Braglia e Papagni. Nel frattempo diamo spazio e linea alla pubblicità, restate con noi, ci vediamo tra qualche minuto. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, abbiamo visto gli highlights di quello che è successo ieri allo stadio degli Ulivi di Andria tra Fidelis e Cosenza 1-1, abbiamo visto il gol di Rada, molto bello per la verità, quel calcio di punizione che ha terminato la corsa sotto l'incrocio dei pali, e poi il calcio di rigore battuto benissimo da Lovise, il portiere Mauro Antonio è rimasto di sale. Antonio Claus, cosa vogliamo dire prima di andare ad ascoltare Braglia e poi l'allenatore della Fidelis, Papagni? A te la parola. È un punto che comunque va preso con, non dico con entusiasmo, però con simpatia, ecco, perché comunque il Cosenza allunga ad 8 una serie di imbattibilità, quindi è un ruolino di marcia non indifferente, non si può vincere sempre perché sarebbe impensabile. Lo ha detto Braglia, lo e poi sottolineiamo anche che l'Andria è una formazione in netta ripresa e che comunque in casa ha il suo fortino, dove storicamente il Cosenza non ha colto quasi mai risultati eclatanti, e quindi ci sarà anche un perché da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda la partita è stata una partita contratta, una partita brutta, sarà, come dire, bello vedere invece il match di domenica prossima. Ne parliamo dopo. Allora Enzo Leonetti, per cortesia mi mandi Piero Braglia il post partita, le interviste, dopo torniamo in studio e sentiamo pure quello che ha detto Papagni. Prima Piero Braglia, grazie. No, loro hanno fatto una buona gara secondo me. Noi in alcune cose oggi abbiamo fatto fatica, però non è che tutte le domeniche noi si può vincere. Perciò io sono contento che i ragazzi non volevano perdere, hanno provato a riprendere la partita, ci siamo riusciti, abbiamo provato a vincerla. Poi le partite vanno come vanno. Cosenza è una squadra forte, se giochiamo tutti al massimo siamo forti. Se caliamo un attimino come abbiamo fatto anche nel primo tempo facciamo fatica contro tutti. A me è piaciuta, abbiamo fatto delle partite migliori, però abbiamo fatto anche una buona gara, non è facile fare punti su questo campo. Perciò io sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi, dobbiamo guardare e andare avanti. Punto buono, molto buono, perché continua la serie positiva, abbiamo ancora entusiasmo, abbiamo voglia di fare bene, perciò andiamo avanti. È stato molto chiaro allora Piero Braglia, andiamo avanti, le partite non si possono sempre vincere, hanno trovato qualche difficoltà nel primo tempo. Non dimentichiamo che poi ieri mancava Calamai, un'assenza importante, giocato trovato, poi nel secondo tempo ha inserito mister Braglia Tutino, Palmiero per dare maggiore dinamismo e velocità, perché il primo tempo per quanto mi riguarda è stato un po' piattino, nel senso che è un po' piatto, non ci sono state, come diceva Antonio, grosse occasioni né da una parte né dall'altra. Comunque un punto che fa classifica morale, il Cosenza allunga ad 8 i risultati utili consecutivi, fatti di 3 pareggi e 5 vittorie. Enzo Leonetti, sentiamo Papagni, l'allenatore dell'Andria, se è dello stesso avviso di Braglia, e sentiamo quello che ha detto. Papagni, grazie. Noi siamo contenti della prestazione contro una delle squadre più forti del campionato, anzi la capolista virtuale delle ultime 7-8 partite, e 5 vittorie consecutive. Si è presentata qua con un ruolino di marcia piuttosto preoccupante per noi, però appunto alla luce della prestazione tosta, dura, così come è stata quella del Cosenza, siamo soddisfatti perché c'era un po' di differenza e lo abbiamo annullata per quella che è stata la prestazione di grande sacrificio da parte dei ragazzi. È stata una partita combattuta anche a livello tattico, le due squadre non si sono risparmiate, si sono annullate ma non si sono risparmiate e hanno giocato ad alta intensità, altrimenti se qualcuno avesse avuto qualche calo di tensione sarebbe stata sicuramente sconfitta. Stiamo facendo
e insieme alla società, insieme allo staff tecnico, insieme a questi ragazzi qua, un lavoro importante. E allora, abbiamo sentito sia Braglia sia Papagna abbastanza equilibrato, diceva Aldo Genova, molto bravo nelle dichiarazioni, abbastanza pagato. Volevo sentire mister Maurizio e mister Trocini sul Cosenza, su questa rinascita con l'arrivo di Braglia. Sicuramente Cosenza in organico ha ottimi calciatori per questa categoria, ha fatto degli investimenti importanti, Bruccini, Caccavallo, non so chi è, Calamai, poi sono arrivati gli ultimi, poi ci ridà Antonio. Quindi voglio dire, ma parlo di investimenti proprio importanti come Bruccini e Calamai anche in termini economici. Perez. Adesso Perez parliamo, la domanda era rispetto quindi a Braglia, quindi Braglia è subentrato prima dell'arrivo di Perez e quindi credo che pratichiamo un buon calcio con Fontana, ma come tanti allenatori che vogliono praticare un calcio di quel livello e di quel tipo, secondo me c'è bisogno di più tempo e forse la piazza di Cosenza non dà molto tempo e quindi anche nella scelta siamo lì con Reggio, sì, appunto. E anche quello che diceva il mister prima, che mi trovo pienamente d'accordo, anche nella scelta dei calciatori, se uno vuole praticare un calcio di un certo tipo ci vogliono calciatori che già si conoscono, perché oggi nel calcio italiano si dà poco spazio, si dà poco tempo e quindi siamo tutti precari. Se vogliamo praticare un calcio che piace a noi, che pensiamo che sia quello giusto, non quello in assoluto giusto, quello per noi giusto, ci vogliono giocatori che già lo conoscono, altrimenti si rischia come ha fatto Fontana, dove ha avuto anche partite che ho avuto modo di vedere, dove non meritava assolutamente di perdere, ma purtroppo i risultati siamo giudicati per quello. Volevo dire che il presidente della federazione, Carlo D'Avecchio, è stato costretto a dare dimissioni per un risultato sportivo. Io non credo che questi siano i presupposti per fare calcio. Il risultato sportivo è una cosa e noi dobbiamo essere giudicati per il lavoro. Ci sono in atto in questo momento anche le votazioni, se vogliamo. Sì, voglio dire, noi dobbiamo essere giudicati, sia i presidenti sia noi, per quello che è il nostro lavoro, i presidenti per un punto di vista societario, strutturale, e noi per quello che è il nostro lavoro di programmazione tecnica e di obiettivi soprattutto. Se i Rendi o la Regina hanno degli obiettivi, i Rendi li sta raggiungendo indipendente dai risultati, credo che sia importante valutare anche il lavoro di un tecnico e di una società. Sentiamo Bruno Trocini sul Cosenza. Tu l'hai incontrato qualche settimana fa? Sì, Cosenza anche prima della nostra partita, dove era in difficoltà dal punto di vista dei risultati, ho sempre detto che era una squadra forte, con valori importanti, squadra che in ogni momento poteva tirarsi fuori da questa situazione. Tu l'hai vista pure al San Vito Marulla contro il Matera, no? Sì, ho visto la partita col Matera e ha giocato bene Cosenza. Ha fatto un primo tempo che se stavano 3-0 onestamente nulla da dire. In questo momento, con questo entusiasmo, con questa fiducia che ha la squadra, è possibile che Cosenza possa giocarsela con chiunque, a pari livello, anche con Catania e Lecce, perché oggi è in fiducia il Cosenza. È vero. Antonio Clauso e poi Aldo sul Cosenza e poi andiamo a vedere gli highlights del Catanzaro e andiamo subito al prossimo turno per la chiusura. Cosenza sta rimodellando il proprio organico. Antonio, scusami, siccome mi hanno richiesto ancora, che non hanno sentito, forse qualcuno che ha acceso il televisore in ritardo, vogliono sentire le notizie di calciomercato che riguardano le calabresi. Qui abbiamo Maurizio, ha parlato della Regina, di quello che è arrivato, di quello che sono andati via. E Bruno Trocini la stessa cosa, perché è tornato, lo ripeto io, Michel Ferreira dalla Sicola Leonzi, hanno preso a Rende il difensore centrale Cuomo, è un 98 mi pare, no? Sì. Che proviene dal Crotone, quindi dalla primavera dell'amico che salutiamo, Nello Parisi. Per quanto riguarda il Cosenza mi pare che ci sia un'entrata, dovrebbe essere fatta... Sì, stanno definendo l'arrivo di Camigliano, difensore centrale di Piedimancino, dal Cittadella, un ex calciatore della Juve Stabia, del Trapani, ha giocato in bianco e con il Brescia nel 94, è il tassello che diciamo, mancava nella retroguardia rossoblù. Questo perché molto probabilmente Pinna lascerà la squadra in questi ultimi giorni. Piace, sappiamo, alla Regina, però non solo, ci sono la Casertana e la Carrarese sulle sue tracce, però al momento di come dire, affondi decisivi
non se ne registrano. Possiamo dire anche prego, un'altra cosa. prego. Abbiamo detto di Melara, che il Cosenza ha offerto un contratto al calciatore del Benevento fino al 2020, si attende una risposta. Melara è un gran bel giocatore, però lì bisognerebbe vedere anche gli equilibri della squadra, perché poi gioca a destra, può giocare anche a sinistra, a destra c'è Corsi che è il capitano, a sinistra può giocare anche da mezzala. O anche da mezzala, può giocare anche da mezzala, è un giocatore polivalente. Ha vinto il campionato Melara, lo ricordo a beneficio degli amici che stanno a casa col Benevento, dalla B alla A. Quindi sarebbe comunque un acquisto molto importante anche in ottica playoff, diciamola tutta, e poi con un contratto pluriennale magari se non dovesse andare bene il playoff il Cosenza si ritroverebbe già in casa un calciatore di categoria superiore. E poi Trinchera a Milano, tra domani e l'ultimo giorno di mercato si incontrerà con l'agente di Baclé per formalizzare il rinnovo contrattuale. Il calciatore firmerà per un'altra stagione a Cosenza alle stesse condizioni, quindi Baclé resta il rossoblù, verrà prolungato il contratto. Quindi praticamente Braglia come ieri, che ha cambiato poi nel secondo tempo gli attaccanti, può far leva su Perez, Baclé, Tutino e Okereke che è arrivato in prestito dallo Un'altra cosa, Liguori il 31 gennaio tornerà probabilmente al Napoli e il Napoli lo indirizzerà verso una nuova società con la stessa formula del prestito con il quale si era trasferito a Cosenza. Voglio farti una domanda, con l'arrivo di questo Camigliano dal Cittadella che ha giocato come dicevi anche in passato in B, pur essendo nel 94 con Brescia, Trapani eccetera. Prestito con diritto di riscatto. Ecco, sì, ma la domanda mia era un'altra, può andare via qualcuno? Secondo me no. Del reparto difensivo? Secondo me no. Secondo te no? Benissimo. Aldo Cenno, ma chiudere sul Cosenza per favore. Chiudere sul Cosenza, mi pare che si sta delineando la squadra anche per il futuro. Lo dicevi tu qualche settimana fa. Io ho sempre sostenuto che questo mercato doveva vedere prima di tutto il rinnovo di Braglia, perché Braglia come sappiamo è scadenza a giugno, penso che si stanno lavorando su questi giocatori importanti che il bravo Clausis qui ci ha definito e ci ha descritto. Se questo sarà il Cosenza di oggi e sarà il Cosenza di domani lo vedremo fra qualche giorno, fra qualche ora, per capire in effetti quali saranno le cose che si devono fare. Una squadra presa da Braglia al penultimo posto, dobbiamo ogni tanto ricordarlo perché qualcuno in questa città dimentica spesso, una squadra presa al penultimo posto, portata oggi al sesto posto, al quinto posto in condominio. No, il quinto ci arrende. Non mi sbaglio. Dopo il rende siamo noi ad un punto dal rende. Quindi una squadra che ha fatto veramente un salto di categoria enorme, si è portata sulla sinistra della classifica, aveva 8 giornate che non perde una partita, ne vince 5, ne pareggia 3, il campo di ieri era difficilissimo, ha detto bene Klaus, un campo dove difficilmente si vanno a fare punti, il Cosenza è riuscita con un calcio di rigore nettissimo, solo la VAR lo poteva eliminare quel rigore e quindi il Cosenza porta a casa un bel punticino che fa classifica, fa morale e muovere la classifica in questo momento è importante. Domenica, poi parleremo di domenica. Bruno, ha capito perché non può mancare in trasmissione l'amico Cenno? Perché se ci fosse stato il VAR o la VAR probabilmente lei rende sarebbe finito 1-1. È normale, insomma, no? C'è la busta e la lettera. La busta è andata a chi di competenza e la lettera è andata all'arbitro, il signor Amabile di Vicenza ieri al Lorenzone di Rennes, che è stato bravissimo, tant'è che ha avuto tutta l'insufficienza sia dei giornali nazionali che dei giornali locali. E allora vogliamo andare a vedere il Catanzaro, giusto per far vedere il gol di Infantino. Catanzaro che torna al successo dopo 2 mesi e lo fa con questo cross dalla destra di Onesco e uno stacco di testa di Infantino su quale nulla può il portiere del Bisceglie. Andiamo a vedere e poi prossimo turno. Ecco qua, Catanzaro in maglia giallo-rossa, Bisceglie completo bianco di Zavettieri, poco propositivo se non in 1 o 2 occasioni, ma il Catanzaro mena nella danza perché in effetti voleva l'allenatore questa vittoria e vittoria in effetti è stata. 3 punti pesanti, 3 punti importanti per il Catanzaro, una grossa boccata d'ossigeno. Ecco, qui c'è una delle poche occasioni per il Bisceglie, c'è questo tiro dalla distanza che Nordi, il portiere, bravo questo Nordi, insieme a Mauro Antonio, uno dei migliori portieri della categoria, lo dobbiamo dire.
devia in angolo. Qui c'è il cross di Ionesco e il gol di Infantino, lo stacco di testa. Possiamo tornare in studio perché... Aggiungo Forte come miglior portiere della categoria. Forte, sì, infatti. Enzo, torniamo in studio. Io avevo fatto 2 nomi, cioè di quelli io mi riferivo alla giornata di ieri, dico perché sono stati bravi sia Nordi che appunto il portiere Mauro Antonio della Fidelis. E a proposito di portieri, scusami, diceva che chiudo, diceva Brunello Trocino, aggiungerei anche come migliore della categoria Forte del Render, per carità, per me è un portiere bravo, un portiere al di là di ieri della sconfitta, però ha sempre dimostrato di saperci fare sia tra i pali che nelle uscite. Antonio. Dicevo, a proposito di portieri, esordio non felicissimo per Perina alla San Benedettese, ha preso un gol da centrocampo purtroppo. Purtroppo è stato fischiato perché era fuori dai pali le Perine, quindi giocavano contro il Gubbio, la San Benedettese, il Gubbio era passato in vantaggio e poi c'è stato il pareggio, poteva avvicinarsi alla vetta, così non è stato. Benissimo, allora andiamo a vedere il prossimo turno ve lo anticipo, il Rende giocherà praticamente, eccolo qua, andiamo a leggere tutto. Rende che giocherà fuori casa, quindi Acragas Casertana, Cosenza Siracusa si giocherà alle 16:30 domenica prossima, Cosenza Siracusa, Andria Catania, Juve Stabia Paganese, Lecce Catanzaro, poi abbiamo Matera Monopoli, la seconda partita in casa del Matera, e poi abbiamo Regina Rising Fondi, Sicola Leonzio Bisceglie e Francavilla Rende. E noi non abbiamo fatto vedere però, ecco, mi dicono dalla regia, caro Enzo Leonetti, è giusto un minutino, se abbiamo le immagini di Matera Regina le facciamo commentare a mister Maurizio e poi parliamo appunto delle calabresi nel prossimo turno. Se riusciamo ad avere Matera Regina, ecco qua mister, allora sei rientrato stanotte alle 4 di mattina, quindi ci puoi commentare le immagini di Matera maglia blu, Non abbiamo mai calciato, ha detto il mister. No, vabbè, scherzo. No, comunque bisogna sdrammatizzare sempre le situazioni. Che partita è stata, mister? È stata una partita, siamo partiti molto forti i primi minuti, poi... Un po' di voce. Siamo partiti molto forti i primi minuti e poi in Matera ci ha messo un po' di difficoltà. Vi siete salutati con Auteri? Certo. Sì? Sì. Ma tranquilli? Non condivido molto, nel senso che lui ha il suo modo di fare, io il mio, ognuno ha il nostro, quindi a me non mi piace mai parlare. Qui c'è stata una parata del portiere vostro molto bravo, pure Cucchietti è bravo, Trocini, Assolutamente sì. Della Regina, sì. Para rigori. Sì, e quindi niente. Qui c'è un attacco del giocato Tiscione. 4, molto bella questa parata. Su chi? Su Tiscione? Chi era? Tiscione, sì. Su Tiscione, che è stato acquistato dalla Ternana da parte del Matera. Qui c'è un colpo di testa su battuta d'angolo, una mischia. Niente da fare, l'arbitro comanda praticamente la rimessa dal fondo. E poi arriverà il famoso gol di Duganzic, perché il Cosenza praticamente, come dire, ha rivitalizzato per Antonio Clausi questo giocatore, no? Dopo il 2-1 del San Vito Marulla si è ripetuto anche ieri. Qui c'è un tiro dalla lunetta di un giocatore del Matera e si è disteso Cucchietti a respingere. Qui c'è una nostra... Qui c'è un colpo di testa di Bianchimano? No, questo di Ferrani. Ah, Ferrani, il ragazzo nuovo che avete preso dal Fano, che ha sfiorato il palo alla destra. Un'altra parata di Cucchietti, insomma Cucchietti ieri ha preso un bel voto in pagella, mister? Sì, con tutti i tiri da fuori, però ha preso tutti da fuori, abbiamo concesso tanti tiri da fuori, questo è il gol. Questo è il gol. Sempre le solite mischie lì in aria e qui è riuscito a far gol Duganzic. Lo possiamo rivedere, Enzo, questo gol di questo ragazzo? In mischia. Situazione simile al gol che ha segnato a Cosenza. Esatto, è uno che si trova nelle mischie questo Duganzic. Sul secondo palo spesso e volentieri si smarca. Sì. Ecco qua, segno della croce. Eccolo qua, e qui c'è stato questo numero 11, chi è questo qua? Armeno. Chi era? Il nostro? Sì, che praticamente non è riuscito a respingere la palla. Qui pure abbiamo avuto una grande occasione da gol. Una grande occasione da gol, no, però... perché poi, voglio dire, è uscito fuori che non abbiamo creato un'occasione da gol, non mi sembra. Anche se abbiamo subito molto. Qui anche abbiamo subito, qui c'è stato... Avete subito, mister? Qui, sì, qui abbiamo... Oh, mamma mia! Qui abbiamo avuto un giocatore all'ospedale. La Izza è a terra. Che problema ha causato? Ha avuto una gomitata. E questo è il gol, questo è il gol della Regina, Regina, mi pare. No. Ancora no. Questo è un colpo di testa che termina alto sulla traversa. No, dico, non è che poi una battuta d'angolo da parte della Regina, esce il portiere questo è il gol delle Matera e questo è il gol. Non trattiene il portiere, Sparacello mi pare che sia, no? Sparacello, sì. Ma hanno protestato quelle del Matera, che cosa, mister? Niente. Non c'era nulla, anzi ci hanno annullato un gol che non so se non so se non era regolare. Ecco qua, Sparacello ha fatto gol.
Poi le partite finiscono al 90°, non dovrebbe continuare in Serie A. Vogliamo vedere il gol di Sparacella? Ecco qua, il portiere Valentino non ha trattenuto la palla, va sui piedi di Sparacella ed è un gioco da ragazzi metterla dentro. Comunque complimenti alla regina che sul campo di Matera ha ottenuto un risultato positivo importante. Allora, Bruno Trocini, voi abbiamo visto il prossimo turno, domenica sarete in trasferta contro la Virtus Francavilla. Che partita sarà? Sarà una partita difficile sicuramente, mi pare giochino a Brindisi loro che hanno ancora problemi con il loro impianto. Francavilla è una squadra che oramai questo è il secondo anno che staziona sempre nei primi posti, è una squadra che all'andata ha vinto a Lorenzo, quindi insomma abbiamo non un gran ricordo, però hanno individualità importanti pur avendo comunque perso in questa sessione di mercato Abruzzese e Saraniti che probabilmente erano i giocatori più rappresentativi. Ha perso Saraniti che è passato a Lecce, ma ieri non era nemmeno in panchina. Sì, non penso per problemi di burocratici. necessariamente. Benissimo, allora rende Francavilla, la regina invece giocherà in casa contro il Racing Fondi, che mi sembra un po' in caduta libera questa squadra, mister Maurizio. Non bisogna fidarsi, sicuramente, perché il Racing, lo dico dall'inizio, è una squadra formata da ottimi calciatori e quindi... Troppi calli in un pollaio forse? No, vabbè, ma gli ottimi calciatori poi alla fine la qualità è importante e quindi dobbiamo prendere la partita con le pinze e cercare di fare una buona gara. Antonio, allora introduciamo il discorso Cosenza-Siracusa, un bel match d'alta classifica perché ieri il Siracusa ha consegnato 3 pappine, Assolutamente. Ha vinto 3-0. Ha vinto 3-0 e dopo un periodo di netto appannamento sembra essersi ripreso. Si giocherà ormai in un fazzoletto di punti tra Cosenza, Rende, Siracusa, lo stesso Matera che ha come il Cosenza 32 punti, quindi sarà un match molto interessante come quelli che hanno visto protagonisti rossoblù e gli Aratusei nelle ultime 2 stagioni. Il Cosenza vuole ovviamente vendicare il brutto KO dell'andata per 4-2, ma anche il Siracusa ha un po' cambiato volto con questo mercato. Potrebbe essere davvero una bella partita, sperando che il campo di gioco permetta alle 2 formazioni di esprimersi come sanno. Dicevo che ieri ha vinto 3-0 contro il Fondi, non ricordavo la squadra, il Fondi che poi sarà il prossimo avversario appunto della regina di mister Maurizio che abbiamo qui oggi con noi. Aldo Cenno, ma allora fammi a fare un sunto di quelle che sono diciamo Francavilla, Rende e Cosenza, in particolar modo Siracusa, che è un bel match. Sono due partite d'alta classifica. Il Rende, se ripete la partita persa con il Lecce, secondo me andrà a Francavilla a fare sicuramente risultato, perché non si possono perdere partite giocando bene come sta facendo il Rende. Io penso che a Francavilla la partita è aperta, poi il Rende deve anche cercare di recuperare quella persa in casa a Lorenzo con lo stesso Francavilla. Il Cosenza con il Siracusa è un'altra bella partita, una partita importante. Il Cosenza potrebbe allungare ancora di più la cosa dei risultati positivi. Se vince questa partita il Cosenza si porta ancora più in alto e vedremo. Speriamo che ci sia poi un po' di pubblico, perché caro Franco non si può giocare al San Vito con 1.500, 1.600, 1.700. Ieri a Rende ce n'erano 1.100, gli spettatori erano 1.100 ieri a Rende. Per cui se il pubblico in questo momento dà una mano sia al Cosenza che a Rende, probabilmente può essere il 12° uomo in campo per cercare di migliorare, anche perché è brutto vedere gli stadi vuoti, è veramente una cosa. Mentre a Lecce ne abbiamo ogni 12.000, a Catania 10.000, insomma, so. Purtroppo a Lecce pure di più. Dicevo a Reggio come il pubblico mi sta rispondendo adesso? No, poco pubblico è un po' la situazione di Cosenza, credo, poco pubblico, quindi... Vabbè. Però, ognuno va per la propria strada e l'abbiamo detto, l'obiettivo della Regina è quello della salvezza, il Rende la partita per la salvezza adesso naturalmente non si può nascondere più, gli auguriamo in bocca al lupo per il futuro e per i playoff, e la stessa cosa per il Cosenza. Allora siamo sui titoli di coda, io vado a ringraziare mister Agenore Maurizio, allenatore della Regina, grazie mister per essere intervenuto. Grazie a voi e in bocca al lupo al mister. Grazie ad Antonio Clausi di Cosenza Channel che ci ha dato la notizia di questo acquisto del Cosenza, se lo vuoi ripetere. Trattativa, vabbè, siamo addirittura d'arrivo. Sì, Camigliano del Cittadella. Grazie a Bruno Trocini, grazie per essere intervenuto, in bocca al lupo per il futuro naturalmente
tuo professionale e naturalmente del Rende. Grazie al nostro opinionista Aldo Cennamo. Salve, grazie a tutti. Allora, da parte di Franco Segreto è tutto, noi salutiamo ancora una volta Silvia Iulianelli che sarà con noi lunedì prossimo e naturalmente noi ci rivedremo. Un bacio a Silvia da parte di Aldo Cennamo, dicevo ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle 15, sempre su Teleeuropa Network. Da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.